October 9th. That's a release date reveal. And I think Frog Mage revealed too. That was cool. Now, if you'd like to take a break at this moment, maybe grab a water and some snacks, I really can't recommend it. Here's a brand new look at Long Gone. What did they do? Weld these things on? Sometimes, frankly, I'm impressed by the amount of nice worldwide reveals they book for this show. Here's another one. Adesso mi senti? Ne stavo approfittando e mi sono aggiustato pure tutti i comandi. Mo mi devi sentire. Mo mi senti? Sicuro al 2000%. Ok. Forse ho capito cos'è il problema qua, che i pulsanti pure della Stream Deck non mi disattivano l'audio. Domani devo formattare il computer e risolviamo. Allora, adesso mi senti? Tutto risolto. Inizia tra 10 minuti. Ti chiedo, come vedi la live? Se la vedi meglio, se la vedi peggio. Dobbiamo capire anche quanto lag c'è tra noi due. Finite ni. Ci sono buone notizie, ci siamo dati dei bei passi avanti su alcune cose, più uno accaduto oggi. Siamo ne approfittato, è venuto mio cugino da fuori che non vedevo da tanto e ne ho approfittato questi giorni per quanto possibile di stare un po' con lui, anche se poi per il resto ho dovuto lavorare. Sto guardando da una reliquia del 2017 e già questa è una cosa buona. Quindi così anche sulla reliquia del 2017 dovrebbe vedersi bene.
Di base, ieri sono venuti ad aggiustarmi e ampliarmi la rete internet. Siamo passati con piacere dagli 800 mega in download e 100 in upload. Ho completato stamattina il tutto perché ho dovuto prendere una scatoletta da internet. Siamo a 4100 in download e 2100 in upload. Quindi mo si dovrebbe vedere bene per tutto, con tutto in tutto. Gli ho dato 15.000 di bitrate massimo, quindi pure a livello di lag c'è un ping bassissimo. Dovremmo sentirci un attimino con meno ritardi e meno problemi. Sì, è una magia quello. Sto scaricando come un turco filippino che scarica delle cose. Metti là, download, fatto. Prima mi andava bene, ma il cambio da 800 a 4100, 4200 a cui sta arrivando, madonna mia. Tu invece sti giorni? Io stasera non potevo mancare qua, quello. Già hanno detto che esce Resident Evil, quindi dove c'è Resident Evil là sto io. Poi se esce una demo, veramente. The cooperative state has honored me Che with the gioco sei tu? supervision of your well-being. Get you back up to speed before our lives are on the line. Ma questi sono i giochi per me, Gianmarco. Glad to see you've not lost your touch. Ho dovuto lottare un pochino, non riuscivano ad attivarmela e tutto. Fortunatamente ho trovato un ragazzo molto gentile ieri che mi ha spiegato come funziona la Gigabit. Sono andato a prendere un pezzo da internet che è l'adattatore per le reti Gigabit. Non l'ho preso da 10 gigabit perché costa tantissimo, ne ho preso uno a 5 gigabit soltanto, mi fa 4100 per le live, per quello che devo fare di lavoro alto, va più che bene, va bene così. No, ma questo è un evento, vediamo pure qualche titolo, qualche cosina simpatica e carina. Poi era pure per farmi rivedere in live perché questi giorni non sono stato proprio. E penso da domani una sorta di serie, pure prima che inizia Gianmarco la iniziamo. Io l'ho riscattato tramite il Plus, lo dobbiamo rifinire per sbloccare il DLC. Però domani vediamo di iniziarci l'Eyes of P nella fascia serale. Quindi sì, Madonna. Sono riuscito ad applicare al momento solo al mio computer il tutto. Devo comprare un paio di hub con le porte da 10 per farli passare per tutta casa, però non dovrebbe venirmi tantissimo. Però la differenza si vede. No, mi sono fatto giusto un paio di giorni di riposo. Ieri sono stato con la febbre, ho detto oggi riprendo a fare le live perché c'è pure l'evento. E da domani vediamo un pochino cosa fare. Tu quando esci il gioco? Abbiamo visto un paio di titoli in uscita io e Gianmarco che dobbiamo fare, dobbiamo continuare quello che avevamo iniziato prima che lui partisse. Cose da fare ci sono. Io solo trovare i soldi per prenderle, però piano piano ci arriviamo. Routine. Coming Late 2025 ed esce al day one sul Game Pass. Si gioca. A posto, abbiamo trovato un altro titolo che portiamo in live. Ok, 5 minuti e inizia lo show. Io per stasera vorrei vedere solo l'evento e vedere un attimino cosa viene annunciato. Però faccio la promessa. Se per caso Capcom, visto che c'è anche il 30° anniversario di Resident Evil, annuncia la demo di Requiem stasera, noi stacchiamo la conferenza, metto a scaricare la demo e ce la proviamo in live tranquillamente. Direi che da domani parte la streak di 12 ore di Death Stranding. Allora non penso 12 ore, però non so se riesco a mettermi il pomeriggio, che stiamo ancora lavorando per il negozio, quello non ci stiamo fermando. Però la sera riesco a mettermi forse un pochino prima.
Buonasera, sir. Ma il problema, sir, è che sono cambiate le cose dall'ultima volta, poi è un cambio continuo. Sono accadute cose in questi giorni che non vi posso raccontare ancora. Però sono grosse. Pure più grosse di me. Allora, lui qui quando esce una partitina me lo gioco con piacere, perché io mi sto giocando nel poco tempo libero che ho privatamente Wuchang. E devo dirvi la verità, è un Souls-like con i controcazzi per me, mi sta piacendo proprio tanto. Oh, signorina, c'è un problema al volto. Poi nel momento in cui riesco finalmente a lanciare il negozio e ci stiamo riuscendo ad avvicinare giorno dopo giorno a sta cosa, non dico faccio pure le live di mattina, però allora tu sei bello proprio graficamente, dimmi che mi passa, dimmi che mi passa. Penso vengo poi, io non sono mai andato a Lucca Comics e c'ho una delle mie migliori amiche. Che cazzo sei tu? Una casa mostro? No, tu hai giocato. Non ci sono mai andato e c'è sta carissima amica che ci va tutti gli anni e tutti gli anni mi invita e tutti gli anni gli dico di no. E vorrei dire un pochino di sì. Su Wars of Legends Game Pass? Dai. Finisco Wuchang e inizio questo. Va bene. Va bene. GTA 6. Io stavo scherzando. Stavo scherzando. No, no, non è GTA 6. Dimmi di sì che io parto da qui il 27, arrivo a Lucca il 28 e sto fino a giorno 2. Allora. Oh, aspetta. No, va bene, un attimo un piccolo flash. Allora, io innanzitutto, sir, sono serio, io sto progettando tutto il resto delle mie cose per avviare la situazione del negozio, cercare di farla andare bene, e una volta che va bene questa cosina qui, poi che c'è da fare? Lucca, ci organizziamo e vengo a Lucca, proprio voglio fare questo, anche per fare qualche video e qualcosa in maniera diversa. Solo mi serve la tranquillità economica, senza tranquillità economica si può andare da nessuna parte. Signore e signori Sgabelli, mi assento temporaneamente a stasera. Va benissimo, dottore. Tanto io sto qua per tutta la conferenza. Io un Truck Simulator, una prova gliela vorrei pure fare, però questo c'ha pure i pisteroni all'interno. Vivi Hero di Open Road. Road Kings. Allora, c'è un Truck Simulator con tornadi e quant'altro, potrebbe essere interessante. Ma Luca serve per distrarsi un attimo e riordinare le idee. Sir, per riordinare a me le idee mi ci vuole un viaggio in una determinata parte nel mondo, andare lì per 2 giorni e risolvere una cosa, solo così mi riordino le idee. Poi io la prima volta a Lucca e non ci sono mai stato, distrarmi e riordinare le idee, io devo vedere come devo fare casino. Ok, c'è anche il Pac-Man, questo lo voglio provare. Perché c'è Joker dentro. Però io le idee si riordinano sicuro. Allora, questo dipende da che scuola di pensiero vogliamo affrontare questa situazione. Abbiamo il concetto tu e riordinare le idee che sembra che entrano, però poi c'è qualcosa che li blocca, capito? And that concludes another 10 out of 10 pre-show. Me ne è uscito prima un crossover tra Pac-Man e Sonic, che è un gioco con Mario e Sonic in classico. Non niente, non esce, non lo fanno. Thanks for watching.
Ok, vai, sta iniziando. Allora. E tu basta che mi dai la demo di Resident Evil, andiamo benissimo. Host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ecco. Voglio andare a vedere pure una conferenza dal vivo, se possibile. Ricorda che l'hotel lo gestisco io, per la prima volta vabbè, le prime volte vanno affrontate insieme. No, è proprio perché l'hotel lo gestisci tu, hai capito? Però, è ancora in piedi dopo tutto questo tempo, qualcosa dovrà pure significare. This is opening night live. Hello, everybody. Allora, this is the kickoff. Dai. The biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. We've got over 5,000 fans in the hall here at Cologne Messe tonight. Welcome, everybody. And by the end of the week, significa che sono bravo a fargli ordinare le idee. 300,000 people will walk the show floor, which for the first time has more than Ora, 1,500 c'è una visitors. logica. It turns out that E3 didn't die, it just moved right here to Germany. Mettiamola così. And of No, course, stavo there pensando a are parolacce da millions dirti, more ma sarebbe watching poco live educato. around the world. Poco No educato. matter where you are, we're all connected tonight as one global community to celebrate the art, creativity, and joy of games. From the boldest indies to the biggest blockbusters. Today, the game industry has il never been bitrate more si sta dynamic. tenendo stabile. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, Peak, a co-op climbing game created by Parolacce solo di Angry persona Crab ci vediamo a Lucca. Games, No, sir, ma io quando vedo te per la stormed the prima volta, charts non è che ti prendo a on parolacce. Steam, and right now I can A announce for the first direttamente, time ma con sold affetto, over hai capito? 10 million copies to date. Congratulations Con to the tanto team. di rincorsa tattica. And there's also other fun ones, like you guys have probably played Date Everything. No, con a tutto quello che wild c'è stato dating tra di sim noi with qualche romance, parolaccia, ma a queste sono treadmill cose che with a lasciamo agli curtain. incontri It's on Steam normali. right now. Check it out. Comunque It's sono un sold, paio di anni che estimated ci 500,000 conosciamo, copies. And all these Mica successes pizza e prove fichi. something important. Small teams with big ideas can change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers Yes, in Australia. caccia i giochi, For fai vedere 6 i giochi. years, Team Cherry has been crafting Oh, Hollow Knight Silksong. Silksong, It is highly anticipated and Steam's most fermi. wish-listed game. Well, Fermi. tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. Sì, And ma behind una data me, possibilmente you're seeing quando? some brand new Quando? Silksong Così. gameplay, the first extended look since the last trailer in 2022. And starting tomorrow, you guys here at Gamescom can play a demo at the Nintendo and Xbox booths. Ma rilasciate una demo There you online go. a questo Silksong punto, is perché? real. Sono 2 anni, che fai? Ci lamentiamo con le parolacce? Dai, ci And on limitiamo. Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out. Tonight, we'll give you a dite la first look at data? this holiday's Ok. biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and non Ghost ci of interessa, fuori. Yotei, plus major news on Prime Chi là? Video's Fallout Season 2 arriving in December. Questo mi And interessa. later, we'll have a special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33, one Ecco, of this Claire year's Obscure most pure lo devo celebrated riprendere. games developed right here in Europe. Plus, a brand C'ho new ancora il look at fantaccio da Resident finire. Evil Requiem from Sì, Capcom. questo, And the world premiere of questo. the opening cinematic from World of Warcraft Midnight from Blizzard. Va bene. Now, as always, ONL is also about surprises, and we do have multiple brand new AAA game announcements and reveals over the next 2 hours, so stick around right until the end. This Sì, is e our chi si biggest muove da qua? opening night live we've ever done, so let's not waste another second. It all ecco, l'ha detto. begins with A this. posto. Che è successo? Ehi, It brings me such satisfaction to see you here. chi cazzo? Cos'è? A witness to my work. You will know fear. Sei Resident. Sei Resident. They No, want you afraid. Fear makes you easier to control. sei Call of Duty.
Chi cazzo sei? Time to Perdonami. wake up. Ah, sei Call of Duty. Your streets Vabbè. shall once again run red with your blood. Raul Menendez ignited global unrest. Io perdonatemi sempre, non sono attratto da questi giochi. Menendez is a terrorist. We're Pure bringing gli peace FPS and mi piacciono, ma security questo non se ne scende in nessun modo. Refuses to let me go. Stop looking backwards, Dave. What matters is what you do next. A lot of people counting on us for answers. Vabbè, tanto si sapeva che si sarebbe visto. Per me è meglio che l'hanno fatto vedere adesso, così si toglie le coglioni. Io ho provato la beta di Battlefield 6, ma non è che sia proprio il mio genere. Io non ho avuto il tempo di provarla e ne sto sentendo parlare bene. Tranne per il fatto che poi ci sono state persone che hanno quasi palesemente citato postando clip su internet e vengono difese non perché hanno imbrogliato, ma per come si definiscono. Quindi al giorno d'oggi puoi anche imbrogliare su internet, te la capi facilmente. Questo è l'insegnamento. Poi però tutti conviene lamentarsi che nei giochi ci sono sempre più cheater e problemi e non si riesce a giocare online tranquillamente. Andiamo proprio sì. Battlefield ci giocavo tantissimo da piccino. So eager to leave, David. Infatti questo mi è dispiaciuto non aver potuto provare la beta. Era pieno di bot già dal primo giorno. Allora secondo me dovrebbero essere, ecco, anche chi fa Call of Duty, rafforzare i sistemi di difesa e di controllo contro tutte queste apparecchiature che permettono online bot e cacciare chi bara. Il problema che è successo nell'ultimo periodo è che sono apparsi video di una persona che palesemente barava online e stava avendo anche una certa popolarità con queste sue giocate, salvo poi uscire fuori il fatto che è un ragazzo che si identifica come un catboy ed è stato poi difesa sta persona e non si deve dare contro alle persone trans, ma si imbrogliano, non c'è problema. Ma va bene, imbrogliate a sto punto, che vi dobbiamo dire? Secondo me non era attivo durante la beta. Io mi sono visto qualche gameplay, ho parlato con persone che ci hanno giocato e me ne hanno parlato bene e sono persone di fiducia, quindi vado tranquillo che è divertente ed è qualcosa, non dico di nuovo. È Battlefield che fa Battlefield. Molte volte le cose più belle sono nella semplicità. Thanks for having us. We're very Poi c'è excited to finally talk Black about this Ops game. e Call of Duty che io vedo sempre identico, ma questa è una cosa mia perché non li ho giocati. Black Ops is back. Twisted world of Black Ops as always, and it looks like you're definitely pushing the envelope again. No, era fighissimo, non si può dire niente It's been a su long questo. road and we're thrilled Infatti to sono più le finally voci be sharing what positive we're che ho building. sentito, poi vabbè, Black quelli che Ops si 7's lamentano got a oramai, bold vision of the fatti il future, vaccino non li diving sento into neanche più. 2035, and it's a future that feels real, just out of reach, but it's twisted in only the ways Black Ops could. And you come to expect what you got there. It's a world of fear. The shadows are gone. Nothing is what it seems. Facemmo pure il casino, feci personalmente il casino in live un paio di settimane fa, abbiamo portato The Alters, che è un grandissimo gioco. Mi capitò un video di YouTube di una persona che si lamentava di come il gioco fosse vuoto e che non ci fosse niente all'interno. Noi abbiamo le live di prova, tutte situazioni diverse e anche bello impegnativo. Niente, ci sono queste persone che credono e pretendono poi di saperla più di te e gli devi dare pure ragione. Ho sentito pure cose di sto Battlefield, ma cazzate. Che purtroppo esiste una categoria di persone a cui piace soltanto lamentarsi. We're also introducing the Guild. Important to mention, a global tech force that claims to be humanity's last line of defense against Quando vedrò qualcosa su internet o in giro e sentirò che tutti ne parlano bene dalla A alla Z, a me verrà un infarto. Poi uscirei sto secco nell'immediato. So it's not a battle of good versus evil, it's a clash of philosophies. What kind of future are we building and who gets to decide? All right, so some deep thoughts there. So yeah, tell us about how does this story stand apart this time? It's the characters. So the story is about
identity. Va bene che sono 2 memory, ore and l'evento, però consequence. siamo un And we've attimo... crafted this cast Dai, like c'è pieces of Resident a Evil che puzzle, aspetta. so each one has a reason to be there, and each one brings something unique to the table. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, breathing space that evolves with the player. And it's also where our story roots take hold. All right, well, one thing we want to talk about is gameplay, and I understand you're doing a co-op campaign for this one? That's right. From the start, we wanted to make a bold change with the campaign. Black Ops 7 can be played solo or up to 4 Guarda, se players. fai finire It's a sta shared presentazione, experience. non l'ho Every fatto mission con has quello been dell'anno handcrafted scorso, avevo for promesso che lo variety, provavo dal Game Pass e tone, non l'ho pacing, provato visto gameplay, quanto pesava. location. Se finisce We're gonna be adesso e mi running fai on vedere rooftops Resident in Evil, Japan, ti exploring provo the in live. Mediterranean coast, and then diving deep into Non the tocco un human Call of psyche. Duty da All of it has da been tempo immemore. crafted to really add clues Però è to a the finì, story basta. and offer their own gameplay focus. Wow, so Wild Story, co-op campaign, you are definitely pushing boundaries this time. Yes, we are. Black Ops 7 is all about innovation across the entire Beh, game, and not just va in bene. gameplay, but in how we tell stories, how we connect Vabbè. players, and how we build worlds. And this is just the beginning. There's more to Va come benissimo. at Call of Sì, Duty sì, la Next, prossima volta, la facciamo la prossima volta. multiplayer and zombies. But for now, we Certo. hope you guys are excited to step into something Allora mandate new un'email and a experience Sir something truly e gli mandate tutti i dettagli, a lui gli Amazing. All interessa right, Call Call of of Duty. Duty Black Ops 7, thanks so much, guys. Poi Sir And mi now, fa here's a sapere. behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. Ok, Sir, allora ti fanno sapere a te e tu mi fai sapere, perché sennò non finivano più. Black Ops 7 Basta, brings an ancora. all-new way to play the Basta, Call of perché Duty sì. campaign. This time, you're not Pure going lo in alone. speciale. You have the option this year to play solo or Se up mi leggono to pure un 4-player bonifico meglio co-op start ancora. to Ma finish. secondo me You non bring hanno your friends, rispettato you can make some l'accordo. new Stanno ones, continuando a parlare and con there's Call of a whole Duty. bunch of Basta. adventure even after the story. For solo players, we Ho really make capito sure che avete they can comprato engage il in the blocco campaign pubblicitario, the way quello they grosso want per to and farvi feel pubblicità al like they're titolo. truly Va playing bene, a Black va Ops benissimo. story. What's going to be fun is having each player in your squad. Però porca la puttana, sono Play 12 style, and then minuti really solo di playing Call off of each other. Duty. We've crafted this Basta. as an inherently social mode that features Andiamo the amazing avanti. linear Call of Duty missions that our community Ecco, mo loves. battute a parte. Mission variety Per is at gusti the core miei, of the avete Black fatto Ops 7 10 minuti campaign. di The introduzione pacing shifts all'inizio. between high-intensity Questo video combat, qua potevate stealth-driven objectives, dire che era and disponibile deeply online e qualcuno se lo psychological andava a sequences vedere that challenge your perception of dopo. reality. Avalon serves A as questo the punto non mi narrative dire anchor inizio Game throughout, Awards, but the Game campaign Awards, stretches scusatemi, far beyond its borders, la serata both iniziale dei Gamescom geographically alle and 8 di thematically. e la inizia alle 8 e un quarto perché It's c'è il dynamic pippone su and Call of full of Duty all'inizio. opportunities to explore, Giustamente deve experiment, uscire ora, and quindi hanno experience acquistato uno the story spazio in ampio new per fare... ways. però And è in the troppo ampio culmination sto of the spazio. co-op campaign, we're unleashing Yeah, something sono called 13 the Endgame. minuti. It's a proving ground to put everything you've mastered throughout the campaign to the test. The Ah, Endgame is a Sir, brand dammi new una mano a PvE provare social sta cosa experience pure tu, where perché you and io ho your avuto un squad will cambio need di to linea survive con over la, mountains, adapt con la under Telecom pressure, ieri, sono riuscito a and attivare la break the rules of what you gigabit. thought a campaign Quindi could ho be. aumentato sia la Each banda run di is a new download che step in in your power upload journey un as you casino. wield personalized Io mo abilities dico and face ora, unexpected tu dimmi challenges. quando And here, lo all senti e of me lo Avalon streami in opens up. live. Gives Voglio us a capire lot se of si è freedom abbassato to anche have il some fun tempo with the gameplay e il ritardo mechanics, in player live. movement. Ora, Players really can turn the map into their playground. This is your chance to explore the world beyond the mission. su 3 secondi. That's just a Ok, quick look at what's Sir, to come abbiamo with the fatto un enorme campaign. passo avanti. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our players. So whether you're a Call of Duty veteran or new blood, Adesso ci abbiamo messo 2 anni ma ce l'abbiamo there's fatta. something for you in Black Ops 7. Sì, finito. Ciao, ciao.Assa, che lo vado a terra, è finito. All right, 5 for secondi much da quando l'ho more on sentito e Call quando of è Duty comparso Black il mio Ops messaggio a 7, make sure schermo. to watch the full-length E Black va Ops 7 benissimo. Direct and tune into Noi Call of eravamo Duty arrivati a September 20 secondi un altro Still po'. to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a brand new game from adventure game legend Ron Facendo sia su Gilbert. I Twitch grew che up su playing his games. YouTube I can't wait to show e gli you ho his dato next unexpected 15.000 creation a little bit di later. All right, bitrate who's e ready for our sta first brand new reggendo. game announcement of the night? I figured you'd feel Sì, that ma ti ho way. detto, era To un do the problema honors, di please linea. Sono welcome riuscito a back to Call risolvere Out, ad one of the avere most respected and l'ampliamento. Ho dovuto recognizable comprare hosts solo in esports. l'adattatore per She's my poterlo co-host, utilizzare col Shox. portatile, perché poi ci vuole la porta gigabit. Ho comprato l'adattatore ieri su Amazon, mi è arrivato stamattina. Ho collegato il tutto stamattina e settato, ho messo i driver eccetera. 4200 in download e
2003-2004 in upload. Ho settato Meld al meglio, ma almeno riusciamo a fare le live un pochettino più decentemente. Se non mi scordi un microfono o qualcos'altro. Sì, finalmente, oh, sir, vero che lo faccio, lo sai, solo per divertirmi e quant'altro, però a questo punto un po' di qualità, un po' di professionalità per quanto possibile, la metto pure io. Chi sei tu? C'è del sangue, a me piace il sangue, nei giochi. Tu mi stai dicendo qualcosa ma non riesco a capire bene. Mica sei un'espansione per Night? No, sto dicendo una cazzata. Siamo tornati nel periodo tutti Souls-like, o simili riescono, vabbè. Io già domani, ricominciando l'Ice of P, dirò tante parolacce, che io già l'ho finito. Dico, ma come un gioco che già ho finito, ho problemi a rifare i boss? Sì, quindi dirò tante parolacce. Ora dico un'altra cosa per cercare di convincerti a venire a Lucca. Se ci vediamo a Lucca mi puoi parlare meglio di tutti i progetti. Il problema di base è che per il mio piano, per avere anche la disponibilità economica per venire a Lucca, io devo avviare prima i miei progetti. Lords of the Fallen parte 2. Ok. Ok. E il primo sta pure sul Game Pass, se non erro. Quindi la prova gliela faccio. Alright, Lords of the Fallen 2 is official, set 100 years after the Se last a noi game manca as a tanto fragile così, tale ci serve between un living and the dead tassello begins to tear. CI Games promises a e sequel si avvia il that's negozio. bloodier, Tutto il resto già è faster, and more settato. brutal than ever, with more aggressive combat and new boss battles. Your first Tutta la look at questione gameplay del will arrive negozio, tutto later quello this che year. riguarda la parte Alright, iniziale, now for something futuro completely iniziale, different. This next parte game won pubblicitaria, ogni Game of the altra cosa Year già è at the tutto Game settato. Awards and comes from one of the most celebrated studios on the Sto planet. partendo in treno, Next andato year, 50 it's euro. making No, the leap to become allora, a major sir, diciamo che anime. pure la questione And del negozio è tonight, nata dal we're fatto breaking the di news with creare e your avere una certa exclusive stabilità first look. economica per fare cose che a me divertono e fanno stare bene, ma in maniera comoda. Allora, questo ce lo vediamo tranquillamente appena esce. Questo è l'anime di Sekiro. Questo è l'anime di Sekiro. Il sangue dei tuoi defunti, ti ricordi di questa fight, però alla fine è portato a casa anche questo qua. Facendo un piano a lungo andare, però una volta che poi forse entreranno certe cose in un certo modo, vediamo un attimino poi il da farsi. Io quando ho tutto pronto ridarò i vari link e quant'altro. Se volete aiutarmi, se volete aiutarci, a me e Martina, condividete il link e fatelo girare. Dobbiamo trovare qualcuno con i soldi grossi che ci dà una mano se serve. Non ho capito. Ah? Un altro Lego Batman? Perché questi a me piacciono. I need to become more than a man. I need to become a symbol. What did you have in mind? Tutta la storia di Bruce Wayne da giovane, poi quando torna come Batman, c'è tutto il percorso di Bruce. Batman Simulator fatto a Lego. Allora che ti gioco, dai. Dai. I'm Batman.
Mi metti una bella città da esplorare, una specie di sistema per potenziare la Batcaverna con potenziamenti. Io vado benissimo così. I'm allergic to nuts. Who's the man behind the mask? Sì, e ci sono anche varie scene rigirate in base ai vari film di Batman. Ok, ok. Lego Batman, Legacy of the Dark Knight. Quando esce? Quando esce? Quando esce? Ah, c'è pure Bane. Who put that there? I could have really hurt myself. Mi sono platinato Lego Star Wars The Skywalker Saga. Non mi faccio un giretto pure su di te. A posto. Questo per me già va benissimo. Visto che Warner Bros. Che ha i diritti per fare giochi di Batman non riesce a fare giochi di Batman fatti decentemente, io mi adatto con immenso piacere, Però dai, come Lego Star Wars, quello là che dicevo prima, tante belle cose da esplorare, una mappa da girare, trovare segretini e quant'altro. Bei livelli da fare, a posto, va bene così. Tonight, for the first time, to you all and to the world. And that's not all. At Gamescom, you will be able to play Lego Batman. Io perciò devo andare alla Gamescom. Perché non date delle demo pure per i poveri cristiani come me, sir, che non hanno un euro per venire in Colonia a vedersi la conferenza al momento? Avete le postazioni con le demo? Buttate le demo pure su PlayStation Store, su Xbox, tramite Steam, dove cazzo vi pare piace a voi. Bruce Wayne esorta. Mannaggia la puttana. League of Shadows. You'll fight crime on the streets of Gotham, and as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. Sì, ci saranno pure i potenziamenti e cose varie, devi fare una sorta di simulatore di Batman. Io questo voglio giocare. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ci saranno tutti i costumi con le spiegazioni, con le note, tutti i nemici di Batman. Quando esce? Well, we could not wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here about the combat. I just say, feels like you're really amping things up here this time. Abbiamo fatto che uno si confonde. Noi siamo andati al Tokyo Game Show io e mio fratello ed effettivamente è bellissimo andare ad una conferenza. Powerful attacks, counters and takedowns. You'll use cool gadgets like batarangs. Ok, c'è un po' un sistema alla Batman Arkham, però fatto più semplice anche per i ragazzi. Poi io ho 39 anni e gioco a Lego Batman, frega cazzo di quello che pensano gli altri. Mi piace Batman, Warner Bros. Non me lo fa il gioco di Batman serio. Io che devo fare? Mi devo privare di questa bontà? Ma assolutamente no. Sì, sì, tu metti tutto, metti tutto, metti tutto. No, ma che... Sir, allora io sinceramente non mi voglio privare più niente in vita per quanto possibile. Sembra un Batman Simulator fatto carino e simpatico. L'unica cosa è che è fatto con grafica Lego. Sti cazzi. Ecco la mia risposta al punto. Pure a me piacerebbe un simulatore di Batman fatto così, però con grafica super pompata coi controcazzi. Ho capito, chi c'ha i diritti non li fa, no, fanno altro. Che ci posso fare io? Il problema è che i giochi Lego a me mi rilassano un casino. Io mo devo fare il bimbo capriccioso e dire io questo lo voglio adesso, subito. Dov'è? Perché non hai detto la demo è disponibile ora? Queste sono le domande che mi sto facendo.
Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself here in the Per audience. tutto lo stress delle cose che stiamo facendo a livello lavorativo nell'ultimo periodo, mi prendo un gioco del genere, mi ci chiudo 4-5 ore e io ritrovo il sorriso. Infatti io non avevo intenzione di privarmi ancora del look, infatti ho chiesto i giorni di ferie appena mi ha detto sì, ho cliccato subito prenota ora per l'hotel. Hai fatto benissimo. Cioè ti fai pure un cuore così che lavori e fai un bel po'. Se avevi la possibilità e ti è stato dato l'ok pure che ci potevi andare, hai fatto benissimo a prenotare subito. A long-awaited sequel that fans have Eh. been eager to see for nearly Eh. a decade. Seguito che noi aspettavamo da un sacco di tempo. Warhammer. Questo è Warhammer. Angels of death. But the Imperium lies broken, its armies scattered and reeling. Our foes rise to drag us down, and the galaxy has been torn asunder. On the world of Kronos, we make our stand. We are the Blood Ravens. There is no victory to claim here. Only vengeance to enact. Ok, ora sono un po' senza soldi per questo mese, però ho già pagato praticamente tutto. Una cosa importante, ecco, soprattutto quando devi fare un viaggio così, di pagarti il tutto e tenerti la quota per stare un attimino tranquillo. Questa è una cosa importante. L'importante è che uno si gestisce al meglio i passi avanti che deve fare. Fortunatamente ero riuscito a pagarmi tutto nell'ultimo periodo. Si sono fermati un po' i lavori da freelancer che stavamo facendo per aggiornamenti sulle piattaforme varie. Stiamo rifacendo colloqui e quant'altro. Ci siamo fatti un po' un'estate alternativa quest'anno, però almeno si è lavorato, mettiamola così. Però come ho la possibilità, io a Lucca ci devo venire per forza. 2 centuries after the last great conflict, the battle for Kronos begins again in Dawn of War 4 with 4 playable factions and over 70 missions. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. All right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team. Vabbè, c'è anche qualcosa di Monster Hunter, ok, quindi devo informare i ragazzi di sta cosa qua. Con chi c'è l'evento crossover? Allora, fammi un bel eventino così ci torno pure io a giocare. Ma c'è il Ciocobino. Che ci fa il Ciocobino? Chi c'è come nemico da Final Fantasy? Ok, fatto. E poi con Final Fantasy XIV online. Mancano solo i biglietti del Lucca che saranno disponibili dal 2 settembre e il biglietto di ritorno. Tu fatti trovare là e fateli subito. Non li conosco questi nemici, però li abbatterò lo stesso. Tardo settembre, va bene. All right, to tell us more, it is my Avanti great un honor to altro. welcome two very No. special guests together on stage. Ryozo-san from Capcom and Yoshi P from Square Enix. Vabbè, ok. Capcom e Square Enix sullo stesso palco così, va benissimo. Square Enix, vuoi fare un Resident Evil un po' RPG alla Obscure per piacere? Gradirei una cosa del genere. Probabilmente non posso prenderli il 2 settembre e dovrò aspettare fino al 10. Well, guys, it's great to have you both together here at Gamescom. Okay. Ryozo-san, what can you tell us about this collaboration? Thank you, Jay. ドイツの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日ですね、この、ファイナルファンタジー14との、特別なコラボレーションを発表できたことを本当に嬉しく思ってます。Thank you, Jeff. Good evening to everyone at Gamescom and all the friends watching online. Today, we're very excited to announce a special collaboration with Final Fantasy XIV.
ですね、モンスターハンターワールドの時にもコラボさせてもらったんですけど、その時もですね、 l'avevo intuito quello. 機会あったらどっかでやれたらいい Detto, です ci ね vuole みた così いな tanto andare a 話を Lucca, してた se ん devi ですけど、 aspettare il 10 c'è 今回 qualche それ cosa が importante che 実 deve 現しま arrivare. した。 Ecco la 今日お risposta. 見せした、映像はですね、まだ一部でして、詳細は、来月皆様にお伝えできると思いますので、そちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回もですね、吉田さんと、スクエアエニックスのスタッフの皆さん、本当に全面協力していただいたことをですね、感謝してます。吉田さん、ありがとうございます。はい。で、ここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして感想をいただけたらと思っております。After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again, and now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and the Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Guten Tag, Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれる良三さん、それからカプコンの開発チーム、そして何よりゲームファンの皆さん、本当にありがとうございます。Guten Tag, Gamescom. First of all, I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration, the Capcom team for working on this special collaboration, and to everyone enjoying our games. Thank you so much. 今良三さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、モンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、perché giustamente ha voluto salutare il pubblico locale visto che si fa a Colonia in Germania, quindi va bene. Possono sentire così poi alla fine comunque il resto c'è l'abile traduttrice che ci fa capire tutto, perché la prima parte, il saluto, a quanto lo potevamo capire pure noi. Il resto purtroppo ci serve per forza una traduzione. È giorno lì, quindi è grosso modo lo stesso fuso orario come qua da noi. Final Fantasy XIVにもスペシャルなバトルコンテンツご用意しております。今日は先ほどねティーザートレーラーとしてモンスターハンターワイルズ No, sono esattamente le 20:33 pure lì. ちょっとだけ映像をご用意してきました。 Since this is a crossover collaboration, not only Monster Hunter Wilds, but Final Fantasy XIV would also be having a special collaboration content inside it. Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short Vabbè, lascia stare carattere, si è voluto presentare così, hanno portato del contenuto piacente, va bene, va bene. No, però, ecco. E queste poi sono cose che devo riportare a tutta la banda dopo. E questo invece è il lato Final Fantasy XIV. Ok. Ah, c'è lui pure là. A posto. Chi gioca a tutte e due, minchia, va benissimo. Questo è bello, ma ci vuole troppo tempo. Oh, ehi. Ehi. Something brought us back to this place. Aspetta che forse è Resident Evil. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi. No, non è Resident Evil. But what if this wasn't the place after all? Look around you. Chi sei tu?
Capitolo 2. Believe this is real? This isn't a game. Devo fare il grosso che sapeva il tedesco. Gli è andata bene però. But do you ever ask yourself, Scusi, chi è? Lei si qualifica un what are attimo. we here for? We Si arrivano, non si presentano neanche. we're here to play. Ma la pubblicità del trailer della Gamescom. No. Sapevo che era un gioco. Are you ready to play? Welcome La to the pubblicità. world's biggest gaming playground. Game On. 500,000 people. Posso dire un 1,500 vaffanculo? exhibitors, Ma così, endless ma games to giusto explore right here in per. Cologne. Poi non ci ho fatto caso se Discover rising aveva stars detto at poco prima che Gamescom si andava in awesome indies. pubblicità e non ci ho fatto caso Step into io, the cosplay universe, on-site or online. Era figo, Watch, figo, join, sì. become the Però mi hero. aspettavo un gioco, non la Experience pubblicità live della shows, esports Gamescom battles, durante and la creator Gamescom. events in the Poi se l'ha Gamescom detto event arena. prima che Not stavo in parlando Cologne? sopra, questo è un Go to altro discorso. Gamescom.global. Stream the highlights on Gamescom Now. Vote in the Gamescom Award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, Vabbè. we're here to play. Join the fun in our community RPG, fate vedere Gamescom il gioco. Epics. Sì, Loot awaits. sì, va bene. We care. Gamescom runs Grazie on mille. 100% renewable energy and puts accessibility first. The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latam, Gamescom Asia, and beyond. Si Welcome sta to facendo la Cologne. Gamescom anche Welcome to altrove. Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. Grazie mille per la pubblicità, gentilissimi. I'm ready to game, Mo all fate right? vedere That Resident was Evil per only a piacere. glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in Yeah. store for you. We're here to play, and the fun Abbiamo is just riso, getting abbiamo started. So, scherzato. Jeff, what's next? Is it anything good? Facciamo le I think it's personcine gonna be- serie, It's going to be a video Ok. game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step Ci stiamo on avvicinando a that Capcom, journey. ma non Here's vanno a ancora brand sul new punto. look at Va bene. Onimusha, Way of the Sword, coming in 2026. Onimusha, mo riguardo con piacere. Magari l'ha detto, però va bene. Fare comunque pubblicità all'evento, ma battute a parte, visto che si è espanso e non lo fanno solo a Polonia, una bella cosa da far vedere. Lui qui potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa. What fearsome power! Be careful! Righteous! And after everything you and your Ci sono personcine simpatiche in questo gioco. Were you feeling left out? Here, let me show you something to cheer you up. Questa è molto simpatica, tranne la seconda parte che poi si sono moltiplicati. Alla madonna. Questo se è cattivo al punto giusto. I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. Ok, va bene. 2026. The automated industry complex will be the link, connecting and uniting every fragment of this shattered world. This is the Capitolo driving nuovo force di that will keep us going. qualche gioco online Continuous gacha o improvement qualche is titolo essential nuovo? for keeping pace with advancements in technology. Enfield. We don't simply talk about our dreams. We do what we can to make them a reality. All operators accounted for. The team is ready for the mission.
A livello di visuali ci sta. Molto piacente. Però che cosa fai? Ah, ecco. Ok. Quindi avete unito un gioco di automatismi ad un giochino action così. Ok. Endfield. Questo penso che sia un free to play. Penso. Se è così, una prova vagliato. Anche Messina. O che tu sei? Ah, Europa Universalis, è vero. Il 5 addirittura esce. Demonic Macchina. Dai, fate vedere quello horror, quello Capcom. Vedete che esce una demo. Fate felice una persona che aveva la febbre. Dai. No, questo è un gioco per Francesco. Sicuro. Hand over the Alpha and let us end this war. Oh, Mother. Thank you. Ok, di questo c'è la demo. Quindi qualcuno ogni tanto si ricorda di dare una demo. No, madonna. Void Breaker. Uscito adesso. You guys having fun so far? We got a lot of shows still coming your way. All right. Now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary farete un bel trailer della seconda stagione di Fallout con una data. Va benissimo. Saro, tu l'hai vista la prima stagione? Well, later this year, the series returns to Prime Video for season 2. To tell us more, please welcome to ONL some very special guests. La serie TV di Fallout. Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson Dorrit, and stars Ella Purnell and Aaron Moten. E davvero c'è pochissimo lag. Madonna mia, sono quasi commosso. Sir, veditela. Bella serie, fatta bene. Hi everybody, great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Speriamo non fanno come The Last of Us, la seconda parte, che Jonah, sminchiano tutto. you know, we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Tempo di finire un po' di cose in corso. Sì, tranquillamente, tanto comunque poi la seconda esce a dicembre qua. Però davvero è fatta bella. Fatta bella, fatta bene, fatta abbastanza ordinata e rispettosa del materiale originale. And show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was Il mood da Fallout c'è proprio per la serie. So we're back.
And given that history, it's that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Well, let's talk a bit about season 2. As we see behind us, it looks like we're headed to New Vegas, right, Janelle? Yes, Lucy and fa the vedere Ghoul ended New last Vegas, per season piacere. dealing with a lot of family troubles. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. And along the way, we're really Poi excited ieri, to giusto take per them all farci to una some of our risata, c'ho favorite locations in the Gianmarco che game. mi ha Oh my God, yeah, it's confermato una notizia che avevo letto in giro. C'è Bella Ramsey, la ragazza che ha fatto Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. la protagonista in The Last of Us, la seconda stagione, dove lei ha detto vorrebbe fare Spider-Man. Gianmarco faceva ridere un casino sta cosa. Effettivamente fa ridere come cosa, che vuoi essere presa nell'MCU va benissimo, ma non puoi fare Spider-Man. Yes, the question is, what is she gonna do when she Minchia, a mano finds her devo chiedere dad? se viene a lui. Is she gonna bring him back to her vault? Diciamo che nel piano è già programmato che per queste cose qua, in accordo anche con lui verrà e andremo in giro, quindi Is whether Lucy will transform the Ghoul or whether the Ghoul will transform Lucy and how much they will influence each other. si cerca di avere anche la presenza di mano se possibile. Allora, Sir, il discorso è semplice. Se va bene la cosa del negozio e ci sono i fondi, ci si può organizzare meglio, posso dire pure a Gianmarco di liberarsi per alcuni giorni. Se ci sono i fondi. Non ci sono i fondi, ci dobbiamo regolare diversamente. And now, in very Fallout fashion, it's a little bit of a careful what you wish for moment. So here he is now with his newfound status, trying to make the world a E better poi ho place. detto a lui, a mio fratello e un paio di persone che se vanno bene le cose in un certo modo e mi serve un aiuto con il negozio, io a loro chiedo. Quindi a questo punto gli do io proprio tutte le tranquillità per non dire no, non voglio venire. Tutto a posto, tutto risolto. Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Vabbè, Sir, sai qual è il punto? Da mo' all'anno prossimo with Cooper Howard dealing ne possono succedere di cose. marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? Io personalmente ti posso dire per come stanno le cose, non ti so dire se potrei venire quest'anno oppure no. Se possono mettersi anche le cose in un certo modo, all'improvviso c'ho tempo e disponibilità e ti posso dire, Sir, sto venendo là. C'è pure sta possibilità. Diving a little more directly into New Vegas, I think the fans here want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters, locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling. Ho ancora capito che negozio character sia. in particular. Se è un negozio, tu entri, c'è una bella pagina iniziale, siamo presenti su vari, anche altre piattaforme come eBay, Amazon e quant'altro, e vendiamo varie tipologie di prodotti. 1,000 words? In generale. Okay. All right. Well, it sounds like then E poi ci stiamo organizzando anche per alcune cose a little bit more esterne. Seal of season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like. Io fa vedere sto trailer. Like those, right, guys? Right, Gamescom? Deve essere tutto operativo e per bene, per fartelo Here's a world premiere capire al of our meglio. teaser trailer for season 2 of Fallout. Ci saranno streaming tanti this prodotti December diversi. on Fallout Prime Video all over the world. Amazing. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go. Tu sei mod qua, non sei mod là. I'm looking for Oh, someone. eccolo. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McClane? Why would my dad go to Las Vegas? You want to know why the world ended? It started here with one man. È proprio un po' di storia cicciotta. Cooper Howard, star of the silver screen. Like yourself, I am the very best at what I do. And what I do. Ok.
is I know everything. Quello che... Ok, sì, faccelo per... Io sono modo della vita. Questo è un altro discorso. My concern is that you would do just about anything to save your family. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me yet. Ecco qua, ecco qua. Oh, solo comunque quando c'è tempo recuperati la prima, anche perché come vedi la seconda pure è fatta bella piena. Let's get lucky, shall we? Quattro serie in corso che finirà a breve. Che stai vedendo? I defer to you about what to do in this situation. C'è il Deathclaw. Sì, sì. 17 dicembre. Ottimo. Ottimo. How about that? That looks incredible. Deathclaw, of course, in our first look at the new season, and Robert House. E questo è il 17 dicembre. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th, with new episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shox. Adesso fai vedere Resident Evil. Grazie. Fire Force che era fermo da anni e 3 serie del proprio in corso, tra cui c'è Dandadan. Io sto aspettando Gianmarco che torna sabato, se ho capito bene. E ci recuperiamo nei prossimi giorni le cose in sospeso. Dandadan, sto facendo finta che non esiste. Salve. Lei è? Signor Indiana. Poi non ho avuto modo di riprovarlo dopo che ho messo un pochettino a posto il PC. Magari adesso riesco a farlo girare meglio e me lo godo un pochino. Fierce warrior. Fought in the siege of Antioch, 1097 AD. Very tall, like a giant. Pope Paul IV had an item of this crusader in his possession, his helmet. Io l'ho vista, io penso che mancano le ultime due, quella di questa settimana e quella di settimana scorsa, che ci dobbiamo vedere. E questo è il DLC di Indiana Jones. Giant guardians. Their roots go way back. Worshipped by the Mithras cult. I can't believe you dare to investigate this. Impressive for a snake. It says Semper Vivus. Always living. Not dead. He's not in a tomb. Del giorno difatti quello dicevo, quella di settimana scorsa e quella di questa settimana, poi ce le recuperiamo direttamente settimana prossima. Il tunnel Colosseo. Questi giorni formato il PC, vedo se riesco a reinstallarlo. L'ordine dei giganti. C'è anche su Nintendo Switch 2. Minchia. Minchia Nintendo Switch 2. Indiana Jones and the Order
In realtà non l'ho formato da un bel po' il PC, che ho fatto tante prove con l'intelligenza artificiale e quant'altro, ho il PC strapieno e un pochettino incasinato, devo fargli una bella pulizia. Se lo lascio tranquillo che me lo so preso a fare il computer un pochettino più potente. Questo sarebbe da provare, ma non si può provare data la mancanza primaria del mezzo al momento. Io vi abbandono che devo scendere il cane e poi parto per andare al lavoro. Sir, buon lavoro, se ti colleghi, se provi a passare magari dopo sono di nuovo qui. Tanto rilassati, vai a lavorare, divertiti e fai il buono. Spyro Gyro, a deluxe portal for two, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Fighting on a reality show to the cheers of trillions. Minimum effort. Ok. I have little tolerance for low ratings. Vabbè, Deadpool ci sta. Sir, mi raccomando, fai il buono. Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world premiere. Ecco, dai. Chi sei? Resident? Sei tu? Non sei Resident. No, non credo proprio. No. No. Che sei? World of Tanks? E mi sa proprio che World of Tanks. Un gioco nuovo di Tank o se World o War of Tanks? World of Tanks, ok. Ah, la 2.0. Minchia. Graficamente pure è messo bene. Lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 Tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Absolutely. All right, next. Saber and Focus delivered Space Marine 2, one of the most fun action games of the generation. Well, next year they are set to do it again in John Carpenter's Toxic Commando. This FPS action game combines classic 80s action horror with over-the-top humor. Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. No, questo è grosso. Improvise. You see my new toy? Ah. Liar, liar! Zombie on fire! They're wrecking our ride! Complimenti. Use some help now. I need some first. Can you all please cover me? Whatever works.
Tapsic Commando. Early 2026. Questo qua con gli amici potrebbe divertirmi un bel po'. Oh, c'era lui. Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design, Ron Gilbert, the mind behind Monkey Island, Maniac Mansion, so many other classic games that defined the golden age of point-and-click adventure games in the 80s and 90s. I love those games growing up. Cosa mi Now fai? Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's Ok, called qualcosa Death di by nuovo. Scrolling, a roguelike, vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever Fammi look. vedere subito sto gioco. Ok, aspetto grafico già ci siamo. A posto. Death by Scrolling. Eh sì. Sono un bel po' di cose da collezionare e vari checkpoint intermedi, ok. Ok, Death by Scrolling. It's very fun. I've actually been playing this game over the past few weeks, and trust me, it is dangerously addictive. The screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right, now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, Zaum, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. It's a dive into the shadowy world of espionage, where the truth can be stranger than fiction, and every failure isn't the end, but the start of a new path. I once knew a spy. Brilliant, relentless, magnetic. Io Disco Inferno là non ci ho mai avuto il tempo di provarlo. Her name was Herschel. Dark gold hair, a well-worn life beneath. A dandelion puff, waiting to be blown. She tried to look out for me. For us. None of it mattered in the end. Everything she touched rippled into failure. Mio friend arriva, ci siamo sì, sì. Zero parades for fake radicals, for dead spies, for missing pop star. Let's talk about Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited a developer to learn more about it, and I'm here with Jörg Friedrich, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, who was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. It shows how quickly a constitutional state can become an unjust state and how this leads to darkness. But it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action.
Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat28 Collective from Italy, a story-rich CRPG set in a lockdown apartment block at the dawn of a world war. And Compensation Not Guaranteed by Team Project Lunch from Singapore, a document checker thriller about a post-colonial country from the perspective of a government official worker. So, Jörg, can you tell us why these games are so important and so impactful? Please. Well, games are more than entertainment. Like any great art form, they reflect our concerns, our fears, our hopes, and what preoccupies us. Democracy is under attack right now. Minority rights are being violated, and the world is becoming increasingly interconnected. So games are a powerful medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry I engaging in sottotitoli si projects stanno like this, muovendo but also di more and vita more propria. institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so much, Jörg. And of course, thank you to all of the dedicated developers around the world who put so much heart and soul into those games, making the world a little better. Please check them out, everyone, and check out all the great initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come next. It's a very special performance of the music of Clair Obscur Expedition 33, plus Resident Evil Requiem. Andiamo belli, forza. Oh, questo è quello per cui ho fatto richiesta della beta. Questo sembra essere un pochettino simpatico. No, sembri parecchio simpatico. You're just a part of my life, and you're just a part of my life. C'è un gioco musicale. C'è uno stile proprio bello particolare. Ok, novembre. Ok, ottimo. Non mi sbaglio, c'era pure il Game Pass. The primal flow awakens once more. It is fate that brought us together. Shisha, such a pathetic place. Who is this guy? What does he want? Your ignorance is despicable. A power stirs deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. The ground is shaking. It's people. Come sei? Ok. Ok, c'è un MMO. Mettiamola così. How long have they been trapped in here? Be it destiny or chaos, I shall break the cycle. Time for the final reckoning. Sì, c'è anche Galactus. Honor of King's World.
Ok, questo qua è da tenere un attimino d'occhio. Modalità questa qua sarebbe da provare. E arriva anche la screen del frontman, ci sta. Call of Duty Warzone. Detto che non ci provo, qualche partitina l'ho fatta con qualche amico. Ah no, Delta Force. You just got a fresh look at Delta Force, which launches today on PS5 and Xbox. And the best part? It is free to play. Now it is time for something truly special. And one of the most requested moments from the community this year. Earlier in 2025, Clair Obscur Expedition 33, ah no, ok, vabbè, anche questo va benissimo. Indie studio Sandfall Interactive captured hearts with its stunning Belle Époque-inspired world and unforgettable style. Absolutely. This is a very special game, and tonight we wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming, for their first big live performance ever, the composer of the game, Lorian Testar, and vocalist Alice Dupont-Pissier, performing Alicia from Clair Obscur Expedition 33. Ok, è già passata un'oretta, quindi prima metà va bene. Spero non mi facciano spoiler. Devo parlare pure un po' sopra così non abbiamo problemi col copyright, forse, per quanto possibile. Ok, qua sta andando tutto a posto. Qua anche sta andando. Dai, di le paroline magiche. That was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so much. And we have so much more opening night live right after this. Xbox Game Studios. Since Coi ancient Tecmo. times, the Hayabusa and Raven Ninja Ninja clans Gaiden. fought to keep peace.
with the Hayabusa clan in the spotlight. But your clan, the Raven clan, has always had a secret motive. Thanks. Un po' di minigame. So you won, Hayabusa. Expect heavy resistance from the DDO. We're all counting on you, Yakumo. Sembra abbastanza simpaticuccio. Understood. Stop this madness. Stay away from the Dark Dragon Seal. Go back home to your little raven nest. Or die here. If you truly think you have what it takes to slay the Dark Dragon, prove it. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago. Even a mortal such as yourself has heard of me? I'm sure. Die, insect. Please, don't kill him. Gaiden 4. 21 ottobre 2025. Ok, ottimo. Well, we've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wishlist your next favorite game on Steam. Inizia a far vedere by checking out Resident our Evil con la Gamescom demo. Steam event. Dai. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this Aspetta, is forse Sinner quello che ho City, blending visto narrative-driven shooter action with a vast, il video con seamless Gianmarco un po' di tempo fa. E vedi sto titolo coreano, mi sembra, tema zombie e quant'altro, che sembrava fatto molto molto bene. Però c'erano meno soldati. No, questa poi è una world premiere, quindi qualcosa che non si è mai visto. Ma aspetta un attimo. Sei action bello cacciaron, simpatico, divertente anche con i mostri e zombie. C'hai tutto. Ok. E si gioca anche con altre persone. Ok. Ci sono anche i robottoni mezzo, sembra bello simpatico e divertente questo qua con gli amici. Cinder City, questo è da tenere d'occhio. But that's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter where the ultimate prize isn't points, it's time itself. Here's your first ever look at the gameplay. I floated in an ale-induced stupor, a ghost of my former glory. Until one day when I was stabbed. Years like that. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. Allora, tu già come impostazione, aspetta un attimino, sembri diverso da tutti sti shooter che ci sono in giro. C'è sempre classi diversi e quant'altro, però col concetto di vari eroi, di varie epoche che si scontrano così,
fatto un bel po' di mobili, li sto vedendo. Uccidi gli altri più resti in vita tu. Time Takers. Ok, questo per il playtest mi ci vado ad iscrivere. Ecco qua. Allora. Pure di questo è una demo per provare il combat system. Vorrei farlo al day one, se possibile. Poi c'è sempre la paura un attimino di quello che potrebbe essere. Vabbè. Cognito 1 to HQ. We haven't found an active suspect at the scene. Chances are good that it's still in the Cognito 1. We better consider the hunt. Over. Last seen fleeing Tsuneyoshi Shrine. Exercise extreme caution. You saved my life and laid claim to my soul. In turn, I shall save your souls by claiming the life of your old self. What's that? What is this place? This way. Better get going. Ecco qua, a posto. L'impatto con i colpi che non mi convince. A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day is Che il mood da Silent Hill c'è. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. You need to start getting ready. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them with your own hands. What's going on? No. It's got my home too. The halls, the doors, everything's changed. E c'è anche la cittadina da esplorare. Silent Hill. Tell me, who are you? Aspetta che mo si gira. Please. Just Un attimo. die. Così, con gentilezza. Vabbè, sembra giusto. Demo? No, It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. Hai sacrificato la tua amica al culto della cittadina. Ma così. Questo si cerca di fare al day one, In mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta vi era smarrita. Dante's Inferno Remake. Aspetta, oh. Aspetta. Non sarà quello. Però un Souls-like a tema Dante all'inferno. Aspetta un attimino. Belle animazioni. In game è riuscito a fare queste cose, ok. Ma però bisogna vedere il gioco.
Ah, Giamma Games. Ah, benissimo. Io ultimamente ho iniziato Enotria e la Divina Commedia fatta da loro, Souls-like, a faccio cazzo se me lo gioco con piacere. Minchia. The Outer World 2? No, This Kronos. is the Traveler, an agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Kronos Questo the mi New puzza Dawn, di titolone you'll step into horror their fatto role. bene From pure. Polish horror powerhouse Bloober Team, nominated last year at the Game Awards for their Silent Hill 2 remake, comes a bold new vision of survival horror. In this world, the dead don't stay dead. When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Kronos, the New Dawn. Se esce il 5 ed è troppo vicino. Eccola la bestia brutta. Are you glad to see me, friend? Sono anche belli grossi e ne sono tanti. Stay calm. No, questo è un giretto glielo devo fare. Siamo stati sfortunati l'anno scorso con il remake di Silent Hill 2, ma appena possibile vedo un attimino di dargli un'altra possibilità. Questo è un attimino da provare. Ok, visto che siamo a tema survival horror, Let's a sto turn it punto over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Guten Tag, Gamescom. Salve. Look at this. Tens of thousands of Europeans packed into one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for The Outer Worlds 2. What are you gonna get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, strap on in. Stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels. Get ready. Here comes The Outer Worlds 2 trailer. Roll it, Jeff. It's gotta be Jeff that's rolling it, right? And now, a trailer io il primo l'avevo pure iniziato, l'ho dovuto abbandonare a metà per mancanza di tempo purtroppo. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting a lot. Ooh, an enemy. Son of a spread. Marisol. Be grateful you're not on fire. Tristan.
Tristan è quello che il menatore. And no, you can't sleep with them. Un trailer dedicato solo ai companion mostrando altro del gioco va benissimo. Questo sta pure sul Game Pass. Lots more to come here at ONL, but now Così tante cose da fare e così poco tempo. Island Getaway with Enzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. Enzo Island. Va bene. Questo stanno iniziando a mettere i pezzettini. Non ho capito, doveva essere gratis questo aggiornamento qui. C'è anche Wilson. A posto. Ok, 20 agosto. Io l'ho provato da un amico, l'ho visto un attimino e sembra simpatico, solo che vanno aggiunte ancora un bel po' di cose. Awakeners, prepare for the final confrontation. ZZZ? Il trigger. Va bene. Qui sai venderli Sims Origin. あいつらとの冒険は騒がしくて大変だったけど、なんとかなってよかったな。けどな、俺たちにまた一つ面白い運命が待ち受けてる気がするんだ。 720p e scivola. Pure a 60 fps, così si vuole il doppio. Oh, quello ha fatto vedere un bel po' di titoli interessanti, devo dire la verità. Ma solo fa vedere Resident Evil, per piacere. Il concerto di Claire Expedition l'hai fatto, gli altri titoli li hai fatti vedere, le altre cose le fai, mo cortesemente. No. Caccio sto Resident Evil. Non ancora. Tu chi sei? Piccolo fabbro simulator. C'è i dungeon da esplorare e devi fare i combattimenti, recuperi le risorse e ti migliori il villaggio e ti potenzi. Poi vendi le cose che fai al negozio, ok. Sì. Ma se c'è un po' di gestionale nei titoli a me mi diverte. Quindi questo qua pure è abbastanza interessante. Poi c'è una bella grafica, delle gran belle animazioni. Moonlighter 2 in accesso anticipato il 23 ottobre. Oh, Bloodlines 2 esiste ancora?
Ma uscirai un giorno tu? Chi lo sa? Your reputation is legend. Oh my, Io sul primo ci ho passato tantissime ore, il secondo lo voglio giocare con tanto piacere, ma se lo fanno uscire, porca la puttana. Ma poi che... Dai pure una data. The treads on the fertile soil. Oh, esce il 21 ottobre, finalmente c'è una data, porca la miseria. No, quello deve andare bene la cosa del negozio, ci sono troppi titoli da settembre a dicembre, troppa roba in uscita. Mi serve il tempo per portarli pure in live. The deep survival crafting of Enshrouded from Keen Games in Frankfurt. Still in early access, Enshrouded has already let friends adventure, fight, and build together in endless ways. But tonight, the world is about to change forever. A new force is coming, one that will redefine how you explore, Era how quello you dei build, portali, and questo how qua you se non mi survive. It's a sbaglio. monumental edition, and you're hearing about it first, right here at Opening Possiamo Night andare a Live. scippare... No, troppo un casino quello. È illegale, puoi far male alla vecchia, poi è rubare, quindi non si fa... Tante cose, capito? Cioè non conviene proprio. of a shimmering home and of exile. To find peace, we must brave. Preferisco perdere tempo con il negozio. Lascia fare, è meglio. Wake of the Water. Ah, si può andare anche sott'acqua adesso. Gods whisper, and an ancient fury awakens. We shall purge the profane and command the water to yield Quindi to con l'acqua. our will. No, ma sono dettagli comunque di una certa importanza. The flame of the faith. Se poi mi beccano, mi chiudono in galera e da lì non posso più uscire, e non è tanto che mi sia un attimo convenuto fare in questo modo qua. Mettiamola così. Se poi sei chiuso in un posto non ti puoi muovere. And tonight at ONL No, we non have penso news of the convenga. latest Xbox franchise that is coming to PlayStation for the first time and the reveal of brand new expansion as well. Ok. Age of Empire su PC, su PlayStation. No, non è Age of Empire questo. Ah, Age of Empire 4. Ok. Su PlayStation, va benissimo. Tanto ha capito Microsoft, ha detto me li tengo per me, no. Che cazzo me li tengo a fare? Palestine. Che cos'è adesso? Palestine? Come si identifica? Come si traduce? Come si genera nella tua mente il percorso che ti fa scrivere questo? Cioè queste sono le domande. 5 giorni prima per il preordine, ok. DLC? Honored friends, masters of the blacksmith guild, let me introduce a young master of our craft and new owner of Kutenberg's old forge, Henry of Skalitz. Ok, c'è casa e devi fare Legacy of the Forge. Ma allora, il dottor Gianmarco. First look at Legacy of the Forge, the second story expansion for Kingdom Come Dottore, salve. Deliverance 2. You'll put your blacksmithing skills to Salve. the test to acquire and repair Salve. a legendary burnt down forge with brand new design features. Andava bene, siamo in live, siamo io e quello che è tornato adesso. Stiamo vedendo la serata iniziale qua. Bei titolini, signor Gianmarco. Bei titolini. Esatto, esatto. Hai sentito c'era sta qualcosa di non c'è sentito tipo Warzone Full 2 Sì, proprio? sì, l'hanno fatto vedere. C'è sta. No, ma bei titoli, bei titolini hanno fatto vedere.
fammi sapere Silk. Quello nel frattempo, Gianmarco Tocco. No, non sono io, quello è Blur. Va bene. Sono Gianmarco. No, già hanno detto di Silksong, l'ha detto proprio appena iniziato tutto il... Ha detto ci sarà la demo e poi ci sarà un video su YouTube, comunque una presentazione da parte dello staff nei prossimi giorni. La speranza è quella. La speranza è quella. No, nessun problema, nessun problema. Va benissimo, va benissimo. Buona serata, arrivederla. Questo se è un'espansione, noi lo portavamo pure in live. Sarebbe da ritornarci. Eh sì, è proprio un'espansione. All'inizio del 2026. Buono. Now, last year, World of Warcraft celebrated its 20th anniversary. Ma Resident Evil proprio alla fine, perché c'è anche la demo. Here to tell us more about what's to come is executive producer Holly Longdale. Io domani devo lavorare e mi devo alzare presto. Però se rilasciano la demo di Resident Evil io la scarico un attimo e la facciamo adesso in live. Però se non esci io non la posso fare. Sì, ci sta, tanto guarda, a me già il fatto che hanno confermato che c'è, io già me la sarei vista comunque tutta la conferenza così. Sono più intenzionato a vederla. Però premo, hai capito? Anche perché per i due titoli precedenti c'è sempre stata una mini demo per provarlo poco dopo l'annuncio, quindi facciamo una cosa carina e sistemata. We have a lot coming in this next expansion, our 11th expansion. To start with, on the horizon, there's a looming darkness, and it's threatening the ancestral home of our blood elves. But midnight is also about Devono light. fermare watch time. È giusto, è giusto. And about heroes Però io so who che c'è, rise when the aspetto, world mancano al massimo 20 minuti e finisce, quindi per forza deve uscire, l'hanno annunciato, l'hanno ripetuto durante la conferenza che l'avrebbero fatto vedere, quindi bisogna solo aspettare con calma. And if any of you have ever played WoW, Anche perché sarà un nuovo video gameplay, quindi qualche altro indizio sulla trama, eccetera. Per i rumor girati su internet nell'ultimo periodo si parla che dovrebbe tornare pure Leon. Vediamo un attimo. Per forza. Qua sta. Qua arriverà. Noi il video ce l'abbiamo, la connessione c'è. Dobbiamo solo aspettare al massimo 20 minuti. Poi se non mettono anche la demo ci saranno delle parolacce, ma questo è un altro discorso. Magari è dopo questo blocco qua. Magari. Ma sui piccoli dettagli che fanno la differenza, quello. The Sunwell will not fall. Not while I draw breath. Allora, gran bel trailer, non c'è dubbio. Io giocavo anche a World of Warcraft da piccino. Però sapendo che dopo c'è Resident Evil, non è che personalmente, poi giustamente il video va fatto vedere tu. Mi interessa tantissimo. Bello, benissimo. Però ti mangi quei minuti in più per dire esce anche la demo di Resident Evil, non lo annunci e non dai la demo stasera. You see? She understands it's hopeless. Vabbè, lo stanno continuando a portare avanti, aggiungono cose, va bene. Si discute tanto sui game as a service che non sono tra virgolette buoni e non vendono. Se fanno giochi dove continuano a
dare espansione, le persone continuano a pagare abbonamenti mensili per giocarci, o anche su titoli che hanno ancora qualche piccola cosa di live service, va bene, cioè il mercato deve andare avanti così. Ci sono ancora persone che giocano, molte di meno rispetto al passato, però e quando riescono a tenere i costi e a continuare a far giocare le persone va benissimo. Però anche un po' meno per dare spazio a Resident Evil, questo sicuramente. Poi Regen, bonsoir. Regen, ti dico subito, se dopo sto trailer iniziano a parlare di Resident Evil ti becchi un cazziatone che non ci è arrivato prima. Sei tu che dovevi portare Resident Evil. This darkness comes to devour everything. And when it is finished, Hanno detto che c'era, io sono seduto qui dall'inizio, tranquillamente, stiamo guardando. Niente, se arrivi tu e adesso cacciano Resident Evil, io me la piglio con te. A posto. Oh, Regen, grazie mille per la sub. Gentilissimo. Il tuo semi-riposo estivo come sta andando? Ma non finisce questo filmato, porca la miseria. È lui o non è lui? È lui. Sono loro. Credevate non fossero loro e invece sono proprio loro. the Sunwell will not fall. Not while we draw Va bene. breath. Andiamo a uccidere la cattivona per piacere. Ok, avvicinamento delle due fazioni. Titolo a schermo, fine del trailer. Ecco qua. Fatto. Comunque Resident Evil 9 lo sto aspettando pure io. Ma mo! Cioè ci siamo. Mancano 13 minuti per finire l'evento e hanno detto a più riprese che sarebbe stato mostrato, quindi stanno iniziando i festeggiamenti per il 30° anniversario di Resident Evil, quindi magari vai, allora. Project Spectrum is a tactical shooter Niente. for the fearless. It is a physiological Allora è dopo horror di questo. PvEVP game. That's right, where you battle against monsters, other players, and your own sanity as widespread anomalies twist around the Ok, world. questo piccolo intermezzo me lo vedo. Itself. Fai vedere. Can you describe the sound in the recording? Sorry. Let's go back to the start. I remember the wind, strong wind. Questo qua lascia fare. Lascia fare. C'è un po' di spara, un po' di melee, un po' di mostri e situazioni un attimino particolari. No. Ok, gioco, mi stai diventando simpatico con queste cose. Ok. Non mi sei più simpatico. The loss is too heavy for you. But sometimes, loss can birth beasts and bury truths. What do you think? What if you are the beast? The beast?
Ok, sei in un loop? Che cos'è? Sì, se gli eventi durante il gioco sono tutti randomici e le stanze non sono sempre le stesse. Ok, se per caso uccidi i tuoi alleati diventi tu l'entità cattiva. Oh, ma c'è un bel po' di cose sto giochino, Questo con gli amici può essere particolarmente simpatico. Project Spectrum. Questo qua va dato un attimo un'occhiata più approfondita quando o si può provare se fanno qualche alfa o qualcosa che uscirà più avanti. Va bene. Sembra molto particolare come titolo. Quindi dopo i carri armati ci fai vedere Resident Evil 9 per piacere? Mancano 9 minuti, poi è finito tutto. Va bene. Signorina, mi sembra un po' esagerato questo suo colpo, un pochino troppo. Ok, Hit. Va bene. This October, Sucker Punch and PlayStation take us back to the year 1603 Oh, into the aspetta un sandals of attimo. Atsu, a lone ronin driven by a single purpose to avenge the brutal slaughter of her family. Ah, at the ok, hands of the aspetta. ruthless Yotei VI. Giustamente lui non si era fatto ancora Tonight, vedere, we have allora a c'è new prima look lui. at the deadly, beautiful world of Ghost E of poi dopo Yotei. c'è Resident Evil. Mancano 7 minuti. Se è il video finale, manco a far vedere qualche altra cosa dopo, perché cazzo l'hai detto dall'inizio. Il video finale te lo devi tenere sempre un pochettino come sorpresa. Questo ha fatto è che Ghost of Tsushima io mi ci sono divertito un bel po'. Sono a metà gioco, poi cause di forza maggiore ho dovuto passare ad altro. Però un seguito ci sta bene. Dopo la botta avuta con l'assassino quest'anno, la mia voglia di Giappone deve essere un attimino placata per bene. Ruthless spirits wandering the land, driven by vengeance. Va bene. Sometimes I feel like that is what I am. Ghost of Yotei. Va benissimo. Grazie mille. Ma adesso che altro c'è? Che sta succedendo?
Legends. La modalità online del primo, se non mi sbaglio. There you have it, an amazing new look at Ghost of Yotei out October 2nd for PS5 and confirmed today on ONL. It's also getting a Legends co-op multiplayer DLC in 2026 with fantastical supernatural story and survival missions. Però adesso For nearly 3 facciamo le decades, persone serie. Resident Ecco Evil qua, a has posto. terrified, Ecco qua. thrilled, and defined the survival Mo facciamo le horror persone genre. serie. Now a new Io chapter ho già messo il pad a rises from the caricare. shadows. Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse at Resident Evil Requiem, and tonight we are diving deeper with a brand new look that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. Allora, mo fermi tutti, cerchiamo un attimino di capire. E c'è pure lei, ok. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Il personaggio che era presente in Resident Evil Outbreak. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Eccola. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Lei è sparita quando era Who's coming? lei giovane, What's ok. wrong? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Ok, chi ti sta cercando, Matteo? Ok, a posto. Falla finire adesso e dici che questa è la demo e che è disponibile. Va benissimo così. Chi cazzarola sei tu? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Buonasera, sono Gianna dalla Francia. No, non penso che vengano dalla Francia. I just need to find my... No, c'è il capo della setta. Ok, è la parte horror, l'abbiamo trovata. Poi da qui sono successe cose e loro sono scappati. Vabbè. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Che cazzarole hai combinato tu? Non ti si vedeva da anni, riappari e c'hai un problema grosso nel mezzo. Please know that you are my Tornata l'ombrella? Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. Sento che appare quello dietro con la sacchetta e finita. Eccola. A posto. Dici demo per piacere. Di? No. 27. Però. That game is insane. I got to see that sequence in Osaka about a month ago. There's a lot more to share, and there is a reason it was the most wishlisted title coming out of Summer Game Fest this June.
Allora, è una lunga attesa, però esce a gennaio, febbraio, quando è a febbraio, 27 febbraio. Quindi va benissimo. Of Resident Evil Requiem at the Capcom booth as we count down to the launch this February. A huge thank you to Capcom and Takeuchi-san for that special look. And with that, Gamescom Opening Night Live comes to a close. With the celebration of gaming doesn't stop here. We'll be back on Thursday, December 11th for the Game Awards, streaming live around the world as we honor the best games of the year and give you a glimpse of what's coming in 2026 and beyond with tons of brand new game announcements. You're leaving, but before we say goodnight, we do have one last surprise. L'ultimo glielo devi buttare, perché se era solo Resident Evil così era brutto. Away with multiple Game Awards wins for its last project. Please take a look. Ok, tira il bombone. Game Science. Ok. Cosa ci porti di bello? Minchia che grafica. Ricordo sottotitoli. Look at that belly of yours. Where's the mountain? Hey, you're falling fat, losing again. Drop that Codswallop. Master will take us back, as long as we keep that mountain in her heart. Hey. You're scolding, you're flogging, life spared. Non può essere grafica in game. Food on our table and Non può essere. they're coming for us. Ok, avete un nome come gruppo, come situazione? Chi siete? Via ci sta la finanza. Sì, lui è il capo della finanza. È incazzato netto. Scusi, lei è? Zone Quick, Black Meat. Ah, un altro Black Meat. Ah, ok, ottimo. Va bene. There's a special announcement. Game Science has announced and kicked off development of the second title in the Va Black Myth benissimo. series. This time Gianmarco da starring tempo mi sta John dicendo Clay, di the recuperare il ghost-catching primo god perché who lui ci ha wanders giocato e ha between detto un hell gran bel and gioco. earth. This will once A again posto. be a single-player ARPG rooted in ancient Chinese myth and folklore. And don't worry, to those who love the Black Myth series, the westward journey won't end here either. It's been amazing opening night live tonight. Thank you so much to Shox for joining me. Thank you so much, Jeff. Ci I siamo had pure con gli so much orari. fun. Also, a huge announcement at the end of that to close out Opening Night Live this year and kick off Gamescom 2025. It's been so much fun to host this thing again with you, Jeff. What an amazing show. Oh, it was such an amazing show. Great job to you. Thanks for coming back again, Shox. And thank you to everyone for watching online and here, the audience in Cologne. What a great night. Have a great Gamescom 2025. And we'll see you on December 11th for the Game Awards in LA. Good night, everybody. Allora, sinceramente mi è piaciuta come serata di presentazione, i titoli ci sono stati, sempre un po' per tutti i gusti, poi vabbè, 10-1 che tutti si lamenteranno come al solito, bla bla bla, eccetera, eccetera. Personalmente, per come era stata pompata la presenza di Resident Evil 9, ma aspettavo pure una demo, sinceramente, visto anche la parte che hanno fatto vedere. Ok, va bene. Però forse un pochettino di più ho il rilascio della demo, perché sì. Per il resto è una gran bella presentazione. L'unica cosa proprio che non mi è piaciuta tantissimo è all'inizio, quando c'è stata tutto il filaccione riguardo Call of Duty, che è durato troppo. No, che non andava fatto, attenzione, ma è durato davvero troppo. Eccessivamente troppo. Regen, tu cosa ne hai pensato di quello che hai visto di Resident Evil?
c'era anche COD, è durato i primi 15 minuti di conferenza. O meno, diciamo un pochino meno, va benissimo. Quarto d'ora no, per piacere, per l'amor di Dio. Aspetta, è uscita la demo? Bada che ti posso bannare per certe cose, eh? Attento, attenzione. Aspetta un attimo, che ha parlato della demo ma che era presente alla Gamescom per poterla provare. Chi è lì? Andiamo subito a vedere. No, sembra di no. No, è giocabile la demo a chi è presente a vari eventi e cose varie, ma al momento sembra di no. Al momento niente. Al massimo, se proprio a sto punto potrebbe uscire una demo, la facciamo al Tokyo Game Show. Perché per gli ultimi due è sempre uscita una demo un po' particolare, anche con alcune cose da scoprire all'interno per avere qualche abbozzo di trama. Mi sembra strano che per questo capitolo non stiano facendo la stessa cosa. Quindi noi comunque abbiamo una data e non è lontana di anni, ma solo di mesi. E poi Capcom con gli ultimi Resident Evil ci ha comunque un attimino messi nell'ottica di poter andare un attimino, parlo personalmente, di fiducia riguardo il titolo. Gli ultimi due a me sono piaciuti, per quanto inquadrature diverse, metti la trama di Ethan, metti qualunque cosa, però dai, su questo sembra che voglia prendere un attimino un'altra direzione a tutto il brand, e a livello di lore sembra che stiano mettendo in mezzo un bel po' di cose, perché sto capitolo dovrebbe chiudere effettivamente tutti i legami e tutte le cose forse lasciate in sospeso nei vari Resident Evil, e per un vecchio di merda come me finalmente avere delle risposte piacerebbe dopo tanto tempo. Quindi lo aspettiamo, se esce la demo la giochiamo, altrimenti lo giochiamo appena esce. Io sono un po' combattuto sulla ragazza completamente inesperta che deve annichilire una setta. Allora, il problema da un lato è proprio questo, perché di base i Resident Evil sono sempre stati la serie di, ecco, c'è il super poliziotto che fa fuori orde di zombie e quant'altro, e c'era Silent Hill che era dal punto di vista più dalle persone comuni, persone come noi, mettiamola così, a cui accadevano cose in un certo tipo, in un certo contesto, dove dovevano imparare per forza ad utilizzare armi per difendersi. Però Resident Evil resta horror, e sinceramente la prospettiva di una ragazza immischiata per bene nella lore di tutto Resident Evil, con una mamma giornalista che lavora nell'FBI, quindi anche qualche sezione un pochettino più investigativa, mettiamola così, per dare un certo peso alla storia, devo dire la verità, va bene, anche perché poi lei, lavorando all'FBI, comunque c'ha una dotazione e un ventaglio di abilità base, sa sparare, quindi una setta la potrebbe pure affrontare un attimino. Quindi come scelta della protagonista va benissimo, ma per me va benissimo proprio, pure col collegamento che hanno fatto con un personaggio di un vecchio capitolo. La storia sembra che ci sia, va capito un attimino come è collegata alla minaccia nuova con tutto quello che è stato Resident Evil ed eventuali colpi di scena. Poi sarà la solita trama da film da serie B, splatter, horror e quant'altro, va bene, perché quello è Resident Evil alla fine. C'è stato l'errore tremendo con Resident Evil 6 di impostarlo completamente action, perché era il periodo in cui andava di moda far diventare tutto action. Capcom è riuscita con l'ultimo capitolo a raddrizzare un attimo la cosa. Io con Village, nella casa di Benevento, tutta la parte senza fight ma solo di esplorazione horror, con quel feto enorme che poi ti insegue,
quella è stata abbastanza problematica come scena da fare. Quindi va bene che Resident Evil abbia più una parte horror fatta in un certo modo, ma come prospettiva così la storia si potrebbe mettere davvero bene. Mi permetto di dirlo da fan della saga da un bel po' di anni e che si è dovuto subire pure Operation Raccoon City, quindi poi quello non ti preoccupare, io mo sto un altro po', poi penso torno domani sera in live e ci iniziamo l'Eyes of P. Simone, approfitto, vado a dormire presto stasera, domani lavoro e domani sera ci facciamo la live belli tranquilli e grazie di Dio. Tu perché te ne vai? Perché se tra quanto torni? Tra quanto potresti tornare? Io se non ricevo un messaggio, forse possiamo iniziarlo stesso adesso, almeno ci togliamo tutta la parte iniziale da mezzo. Verso le 23:30. No, è troppo tardi. No, allora iniziamo domani con calma, dai. Regen, se ci sei pure tu, che ti ho detto, l'ho detto pure prima a quello. Dottor V, buonasera. Mi sono fatto sti giorni di festa perché è venuto anche un parente da fuori, quindi ho cercato di stare un pochino in famiglia. Ci sono stati dei momenti di lavoro e quant'altro, non ho fatto manco live. Però da domani, giusto per tornare ad avere un attimino certi ritmi, iniziamo un attimino l'Eyes of P, perché l'hanno regalato col Plus. Io già l'ho finito come titolo, non ricordo manco una mazza. Partiamo da sto concetto qua. L'ho finito, però per il DLC c'è bisogno di rifarlo e non c'è più sul pass, quindi ho detto a sto punto lo ricomincio, mi rivedo un pochettino la storia e quando poi arriviamo al punto del DLC vedo di prendere pure il DLC e ci facciamo pure quello, quindi mi vedrete un attimino smadonnare un bel po'. Domani dovrei esserci, non ci sono venerdì, ok? Io mo nei prossimi giorni mi faccio una sera Lies of P e una sera Dead Stranding 2, giusto per fare comunque qualcosina. Poi riprendiamo con Gianmarco settimana prossima perché torna nel fine settimana. Domani ci sono sempre per quell'ora lì. Ok, vedo un pochettino come regolarmi per gli orari allora. Vedo anche come si mette il lavoro e vedo se riesco a non fare troppo tardi, che ne sto pure approfittando per riposare un po'. Facciamo una settimana mista. Io sono un grande fan di Lies of P. Io ho iniziato, finito tutto grazie al Game Pass. Gianmarco l'unica cosa che ha visto con me, a parte qualche zona intermedia, stato il burattino senza nome. Cazzo di burattino senza nome, non voleva andare giù. Rega, non andava giù in nessun modo. Ci ho provato per giorni, niente. Abbiamo festeggiato la sera in cui sono riuscito a finire. Volevo riprendermelo su Xbox e riprendere poi soltanto direttamente il DLC. Però a sto punto, visto che non ricordo niente a livello di trama, mi sono detto a sto punto l'hanno messo nel Plus, me lo sono riscattato e lo riniziamo da capo. Ma io adoro Pinocchio, Regen. Mi annunci il Souls-like a tema Pinocchio? Ah, faccio cazzo, di corsa. Come durante il Summer... sì, a forza. Durante l'evento che abbiamo visto adesso, non so se hai seguito, è stato annunciato da Jamma Games, i creatori di Enotria, che ti dico, mi sto giocando privatamente e sto trovando molto piacente, un Souls-like a tema la Divina Commedia. Quello me lo accollo con immensissimo piacere. Ho avuto tanti problemi con il merdone paludoso. Io con il merdone paludoso c'è stato una sorta di scambio equo tra me e uno dei miei migliori amici. Praticamente io eravamo arrivati tutti e due al merdone paludoso. Io l'ho passato con facilità, lui ha avuto un bel po' di problemi. Lui, il burattino senza nome, non ha avuto nessun tipo di problema, io ho buttato il sangue per farlo.
Infatti ci divertiamo in live, non ti preoccupare, anche perché non ricordo assolutamente niente. Infatti lì ci mettiamo con le guide, ci mettiamo per bene, ci andiamo a prendere tutti gli equipaggiamenti, facciamo la route direttamente per il finale migliore. Ce la facciamo proprio comoda. Mo sarà un problema perché sto giocando di base Enotria, Wuchang, e questo sono 3 Souls-like con 3 input command diversi. O se ci facciamo le risate. Allora, Regen, io quando l'ho visto che è stato annunciato sto titolo, ma penso che c'è pure il trailer già disponibile online, ho detto, cazzo, il remake di Dante's Inferno. Ho detto, minchia, me lo prendo con piacere. Quando poi è uscito Jamma Games alla fine, ho detto, ah, bene, un Souls-like a tema Divina Commedia. Va benissimo. E Notria purtroppo, credimi, è stato molto sottovalutato, molto. Ammetto, lo provai la demo, lo provai al day one, c'erano un bel po' di problemi a me, l'ho riprovato un po' di tempo fa, ma è un piccolo gioiellino. Per me da napoletano mi metti Pulcinella che ti fa un po' da guida e cose varie, proprio mi ci inviti a nozze. Però l'Ice of P adesso me lo voglio un attimino godere per bene. Anche perché Regen, tu penso che l'abbia finito o ti sei un attimino interessato visto che ti sei un attimino infognato? Ma sta serie di giochi su questo multiverso degli eroi delle fiabe? Andiamo a fare andare avanti questa cosa? Mi fate un prossimo gioco? Un Mago di Oz un pochettino così? Io l'ho provato il periodo in cui è uscito ed effettivamente aveva tanti problemi. Se mi dici che l'hanno aggiustato lo riprovo. Guarda, il mio portatile è abbastanza potente, non è una cima. Gli ho fatto un bel po' di ottimizzazione e quant'altro. Il gioco mi sta girando molto fluido. È pieno di contenuti e di cose da fare, boss fight e momenti interessanti. Devi un attimo capire il combat system e giocartelo con calma e tranquillità, ma ci sono molte citazioni e molte cose appartenenti a noi italiani che ti dico, da napoletano ci sono un paio di oggetti che come li ho visti mi è uscito il sorrisetto, ti dico la verità. Ci sono un paio di maschere conosciute e un paio di cose proprio italiane belle al 101%. Te lo metti là, non dico chiudi un occhio perché ha delle gravi pecche, mettite una CL, c'è il corno portafortuna che ti aumenta la fortuna in game, c'è un oggetto da 100.000 anime o non ricordo il nome che viene usato in game, c'è una pizza margherita da prendere che devi consegnare per una quest. Allora non dico chiudi un occhio, giocatelo con calma, goditelo, ti diverti. Belle ambientazioni, vario, c'è da girare, cattivello al punto giusto in alcune boss fight, in alcune cose. Guarda, se lo riprendi adesso e te lo giochi con calma ti ci diverti, è davvero un gran bel gioco. Poi sempre se ti piacciono i Souls-like, giocati Wuchang perché io lo sto letteralmente adorando, ti dico la verità. Allora, dai, il tempo che mi faccio una sigaretta, finito, a posto. Allora, tu che l'hai finito, io mo ti faccio capire un attimino dove sto. Allora, adesso sto giochicchiando a Is Coming. Che è quello che io ho installato oggi pomeriggio per provarlo dal Game Pass. L'ho iniziato oggi. L'ho visto, ho detto aspetta un attimino, vieni qua. Ok, va bene.
Ho avuto una mezz'oretta libera e mi è andata bene. Allora, Egen, io ti dico a Wuchang. Allora, nel giro degli ultimi 2 giorni ho fatto fuori la sposa geneticamente modificata, che non era tanto bella e piacente con tutta quella roba, entrambi le fasi fatte fuori, arrivederci e tanti saluti. La strega nel bosco, nel fantabosco, fatta fuori. Poi c'era l'altro nemico grosso, quello su cui stavo avendo problemi nel covo dei banditi, e l'ho fatto fuori. Ho risalito tutta la strada e sono arrivato al nemico fase 1 Monaco, nemico fase 2 su tigre gigante. Mo' c'ho lui da andare a fare. Devo farmi un giro sulla mappa per vedere se ho perso qualcosa e c'ho un paio di NPC che non riesco a trovare. Però piano piano sto riuscendo a farli cadere tutti giù. Su quale hai sudato di più? Io ho usato la solita tecnica che uso nei Souls. Mi apro varie strade, avevo avuto dei blocchi col guardiano nel covo dei banditi, quello che spara e che fa gli attacchi elettrici coi fulmini. Quello mi ha tenuto un attimino sotto per un bel po'. Mi sono fatto le altre zone, mi sono potenziato, ho trovato un bel po' di cose, sono tornato lì e gli ho aperto un attimino il sederino. A posto. Problema risolto. Nel gioco in generale, sì, c'è da sudare. C'è da sudare e ci sono molti punti cattivi, ma poi è bello grosso, le mappe sono belle grosse. Io le questline penso che il grosso sono riuscito a portarli avanti, ma non vedo l'ora di finirlo e vedermi una guida per vedere che mi sono perso. Ma è proprio bello pieno. Arma principale, quale hai usato tu? Io mi sono perso di tutto. Io credo le mappe di aver sbloccato la maggior parte delle cose. Credo. Lame del predone, ok. Io inizialmente usavo la lancia, però poi sono arrivato a quella cazzo di guardia imperiale, quella nel cortile dove devi scendere nella vasca che svuoti. Sono dovuto passare alla lama e fare i perri perché sennò quella non riuscivo a farla in nessun modo. Niente. Sono riuscito a potenziare le spade quasi al massimo. Sono di livello abbastanza alto, in difesa sto messo bene, ma è proprio bello pieno di cose da fare come gioco. La lancia è bella, ma secondo me ha problemi di hitbox. Mettiamola così. Allora, hanno aggiunto quel Void Breaker stesso sul Game Pass, quindi si potrebbe poi pure provare. Assassino Creed col miraggio, no, resta bene dove sta. Allora, vediamo se c'è qualche cosa dell'ultimo minuto. Poi oggi faccio un po' di meno perché ieri sono stato pure con un po' di decimi di febbre e non mi sono sentito tanto bene, quindi ne approfitto stasera e poi domani torniamo a fare live un attimino per bene. Ma ho detto nei prossimi giorni ci alterniamo un po' di Lies of P,
un po' di Death Stranding o se troviamo altro, poi quando torna Gianmarco abbiamo già visto un paio di titoli da fare. Sto ottenendo le serie per recuperarle con te, Jamox, e questo ci fa piacere, Regen. Mi fa piacere riuscire a vederle insieme, è una cosina da poco, però pure quel fatto che ci organizziamo e ci diamo tutti un appuntamento e riusciamo a vedercelo e ci facciamo pure due risate, male non è. Dobbiamo vedere di iniziarci pure qualcosina nuova. Mo tipo durante qua la Gamescom hanno annunciato ed è stata mostrata pure la serie di Sekiro ed esce su Crunchyroll. Quindi queste cosine qua come ci sono, vediamo un attimino come ci possiamo organizzare. Poi altre buone notizie in giro. Non è che ci siano. Allora, sto cercando se c'è qualche novità dell'ultimo minuto, finito l'evento. Diciamo che io personalmente tra Silent Hill F, che continua a convincermi sull'atmosfera e tutto, ma devo provarlo pad alla mano per il sistema di combattimento, e Resident Evil, io sto benissimo così. Già questi due. Mo per Silent Hill vedo un attimino di riuscire a fare il possibile per il preordine e vediamo un attimino di portarlo. E poi quello che aspetto più di tutti, Regen, non so se l'hai visto, credo sia stato annunciato il gioco di Batman definitivo proprio all'inizio della conferenza. Su quello io ci devo mettere le mani sopra. No, nessuna novità grossa mi sembra. No. Io mi sto divertendo con un fumetto nuovo di Batman. Io le ultime uscite non me le so ancora recuperate. Di base hanno presentato sto Lego Batman, però diciamo l'obiettivo di tutto il titolo è creare la legacy di Batman e di Bruce Wayne partendo anche dagli inizi quando lui ha iniziato ad allenarsi come Batman. Quindi se è un bel gioco di Lego Batman con la possibilità di potenziare tutto l'ecosistema di Batman, Batcaverna, alleati, portare avanti la storia, eccetera, eccetera, è fatta. Poi della città esplorabile, in cui lui è povero. Come si chiama la run? No, niente di nuovo, niente di nuovo. La remake di Outlaws. Questo sì. Oh sì. Ok. Absolute Batman, ok. Molte notizie me le so perse, questa qua non l'avevo sentita proprio, ma mi vado subito ad informare. Ok, no, nessuna novità successiva all'evento, quindi penso che l'abbiamo coperto tranquillamente. Allora, io mo stacco e ne approfitto, faccio un po' di riposo perché sono tendente al vecchio, quindi ogni secondo che recupero di sonno mi aiuta ad affrontare le giornate. Quindi vi ringrazio che siete tornati come sono tornato in live. Noi ci vediamo domani sera, punto alle 9:30 in live, e poi iniziamo al limite alle 10 per vedere di far raggiungere Regen, quello chi altro vuole venire. Io vedo di mettere pure un posto così vi confermo l'orario. Nel frattempo buon riposo a tutti, buon caldo che continua ad esserci. Ragazzoli belli, a domani. Domani si diranno tante parolacce.